Buonasera, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale. Sono qui con l'Empatico Salotto, talk show itinerante a Donata di Portoviro a Saghè in piazza il martedì, cioè cosa c'è in piazza il martedì. E incontro qui una persona che conosco da sempre, il signor Sante Crepaldi, che è consigliere comunale e anche vicepresidente del Consiglio. Buonasera, ci racconti di questa sua adesso elezione recente e poi anche di queste belle serate portoviresi, prego. Buonasera a tutti. Ho già tentato anni fa di entrare in Consiglio Comunale come candidato sindaco, non ci sono riuscito, però ho fatto la mia parte da consigliere di minoranza. Questa volta con Mario siamo riusciti a entrare in comune e a gestirlo. Vedo che il nostro sindaco si è dato subito da fare perché si vedono già i lavori in atto per migliorare almeno la sembianza di Portoviro e renderla migliore. I martedì in piazza qua sono una cosa particolare di Donada che portano tanta gente a socializzare, a trovarsi da tutti i paesi qui vicino. È una cosa bellissima, dà vita al nostro paese e anche ci fa vedere vari spettacoli e altre cose. Allora, il Marti in piazza è organizzato dalla Proloco Donata, che ha iniziato, diciamo, allora tutto è nato tanti anni fa dalla fiera, dall'agosto donadese. Una decina d'anni fa mi sembra. Dalla fiera e poi negli ultimi anni, l'ultimo decennio anche di più, è nata questa nuova formula di ogni martedì sera incontrarsi qui via Roma e piazza Marconi con Saghè in piazza al Marti con tante iniziative. Sante Crepaldi ha anche la passione della fotografia, giusto? Sì, è da tanti anni che sono appassionato di fotografia, infatti faccio parte del Fotoclub di Adria, del direttivo, da molti anni, da una trentina d'anni minimo. E insomma, le mie foto le vedete su Instagram se qualcuno vuole vederle. No, è bravo, lui ha fotografato anche tante edizioni del Marti in piazza, perché poi sono anche firmate, le sue voci hanno insomma la sua firma e sono anche riconoscibili perché hanno un certo stile. Sì, infatti ho sempre collaborato con la Proloco, negli ultimi anni un po' meno, però ho fatto una sera 2 martedì fa, uno spettacolo Carinca, ci sono delle belle foto, sono venute fuori, è un bel spettacolo. Bene, allora questa è la nostra estate di Donata di Portoviro, questo è il nostro martedì sera, come sempre è bellissimo, c'è tanta musica tra l'altro stasera. Che dire, salutiamo il nostro pubblico, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale con l'Empatico Salotto, talk show itinerante e salutiamo tutti quanti i cittadini di Portoviro e tutti quelli che ascoltano. Sante Crepaldi, consigliere comunale, vicepresidente del Consiglio Comunale. Ciao!